Buongiorno e ben ritrovati. Oggi mi sono stati regalati dei frutti meravigliosi, i gelsi neri, quindi voglio preparare per voi un dolce tipico della tradizione siciliana, la granita di gelsi, perfetta come fine pasto o per una merenda rinfrescante. I gelsi hanno tantissime proprietà, sono poco calorici, hanno un importante contenuto di ferro e di vitamine A, B e C. Sono ricchi di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie, quindi un alimento in grado di apportare notevoli benefici all'organismo. Per realizzare questa ricetta ci serviranno pochissimi ingredienti, ovvero 400 g di gelsi neri, 200 g di zucchero, 1 litro di acqua, il succo di un limone. Inseriamo i gelsi nel boccale e frulliamo per 50 secondi a velocità 7. Versiamo in una ciotola e teniamo da parte. In un altro contenitore versiamo l'acqua e lo zucchero. Mescoliamo e mettiamo in microonde per 1 minuto e 50. In una caraffa versiamo lo sciroppo d'acqua e zucchero realizzato in precedenza, la purea di gelsi e il succo di limone. Mescoliamo e versiamo nella gelatiera. Oppure possiamo versarlo in un contenitore e metterlo in freezer, avendo cura di mescolarlo di tanto in tanto. Ed ecco la nostra granita di gelsi, decorata e servita con dei ciuffi di panna montata.